È il Te Deum, il canto per eccellenza della lode e del riconoscimento, ad aprire il tradizionale concerto del 2 luglio in piazza Nostra Signora dell'Orto. Il brano di Marco Frisina è stato eseguito in omaggio al vescovo, Monsignor Alberto Tanasini, per i suoi 50 anni di ordinazione sacerdotale. Sul palco, nuovo per l'occasione, l'orchestra Chiavari Classica, il coro Claudio Monteverdi, con i solisti Vittoria Colod, Eros Lombardo, Arianna Serra e Andrea Cardinale. Abbiamo lavorato parecchio in questa ultima settimana, il risultato devo dire sono contento, anche il service ci ha aiutato molto, la piazza, il pubblico è sempre stato è meraviglioso come sempre, perciò ringrazio veramente. Anche questo nuovo palco devo dire che è interessante, è spazioso e ci si suona bene. Il pubblico è stato trascinato sulle note di pezzi conosciuti, dal Brindisi tratto dalla Traviata di Verdi, al Va Pensiero del Nabucco sino al Trovatore, alla Bohème di Puccini e a uno speciale omaggio a Paganini. Per noi è stata una bella idea proporre la musica di Niccolò Paganini perché è un grande ligure, un grande genovese legato al nostro territorio, indiscutibilmente il più grande violinista di tutti i tempi ed è stata un'idea vincente. Insieme sul palco il soprano Vittoria Colod e il tenore Eros Lombardo, uniti da una forte stima reciproca. Per Lombardo un ritorno a casa, qui infatti ha mosso i primi passi con la sua insegnante Maria Trabucco. Ho debuttato Tosca, Atlanta, San Francisco, ho fatto ruoli impegnativi Pagliacci, Cavalleria Rusticana, Teatro Reggio, insomma, ma c'è sempre da studiare, da migliorare. Anche qua sto studiando in Conservatorio di Genova, finisco, spero. Sì, sono felice di vivere qua in Italia perché c'è la gente molto aperta, mi piace molto.